Siamo in compagnia di Nino Losu, che è esperto di storia locale. Nino, quale è un po' di storia dei musei? Te potremmo narrare sopra questa idea? Sapete, i musei nasce, si pensa a vincersi del tempo dei nuragos, però cosa ci sono rinasciute a cattare cose più recenti dell'epoca dei romani, e sono sicuro che in questa zona di Santo Lusciori ci fu appunto il romano, si poteva usare mera monete, vasi di terracotta e tante cose antiche, addirittura di ponti ancora che è fatto con sarti dei romanos, in cui cresce musei e vince saccando proprio in sa storia su conti dei Baudi di Vesme, che ha scritto su Breve di Villa di Chiesa. Ha scritto che in questo luogo fu popolato e ci furono due sforzi che variano su brumo e su zinco, traballando su brumo e su zinco, per a fare opera d'arte. E questo pure nel 1230-35, prima si segnalava Videbrano, poi dopo è diventata museo.